Il Giro di Boa rappresenta sempre un punto di svolta per dare un'immagine alle prospettive, soprattutto se come oggi si incontrano due squadre che vengono da un finale di girone molto ma molto favorevole. 3 successi consecutivi ed un solo obiettivo che accomuna le parti: vincere la quarta di fila. Amici della divisione, amanti del futsal, benvenuti al Pala Cesaroni. Comincia ufficialmente il girone di ritorno, la parte più decisiva della stagione. Comincia con Ecosi di Genzano, Sandro Abate. Un saluto da Alessandro Brizzi. Insieme uniti vinciamo, rispetto ma paura di nessuno, nel tempio che grida ti amo, ci riconosciamo, noi siamo Genzano. Vado a leggervi i protagonisti di quest'oggi a disposizione di mister David Marin. Numero 1 Stefano Mammarella, 4 Sergio Romano il capitano, 5 Mati Lara, 7 Cristiano Fusari, 11 De Oliveira, 12 Di Ponto, 13 e 14 Bissoni e Taborda, 21 Sidi, Nem con la 27, 77 e 99 Micheletto e Fantesele. Per la Sandro Abate numero 1 Vitiello, 5 Alex, 6 Botta, Lavrendi e Pina, 7 8, 9 Galletto, 10 Massimo Abate, 11 Gui, 12 Parisi, Kenji, Di Luzzo e Lauro, 13, 16 e 22 in panchina mister Piero Basile. Vado a chiederti subito un commento, mister Di Fazio, che ci ha raggiunto in postazione su questa prima parte di stagione dell'Eco City e della Sandro Abate. Buonasera a tutti. Eco City, squadra costruita per stare tra i primi posti. Adesso il mercato ha ovviamente cambiato qualche equilibrio, ma mi pare una squadra che si è anche compattata e vediamo adesso la ripresa dopo le nazionali. La Sandro Abate ha una struttura oramai in Serie A. Basile è un tecnico conosciuto, scaltro, che sa adeguarsi al tempo. Ha lavorato quest'anno anche su alcuni cambiamenti tattici importanti ed è una squadra, mi permetto di dire, fastidiosa, una squadra capace sempre, in ogni partita, di dar filo da torcere all'avversario. Ha apportato grandi modifiche e sta facendo una grande figura in Serie A, sfornando anche delle novità, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista di singoli giocatori che stanno veramente facendo bene. Quindi immagino una grande partita. È iniziato il match del Pala Cesaroni con il primo pallone mosso dalla squadra di David Marin, che cerca direttamente la profondità per l'inserimento di Bissoni. Primo sviluppo anche della Sandro Abate da destra. Kenji prova a puntare Fusari, poi passa dal numero 10 Massimo Abate e Ghi va a lavorare il pallone spalle alla porta. Ottimo il recupero di Micheletto che mette il pallone in banca. Tacco di Fusari. Va a prendersi in velocità la corsia di sinistra, si passa ancora da Micheletto che ha uno stop difettoso. Fortunato Bissoni che ripulisce, pallone in avanti, De Oliveira, stop morbido, aspetta Bissoni che carica il mancino e impegna subito alla prima gran parata Parisi. Molto bella la palla lasciata sul piede competente di Bissoni, che vediamo cercare di allargare il campo. Siamo già con doppio mancino, quindi vediamo un quartetto offensivo da parte di mister Marin. Micheletto sposta e calcia addosso a Fusari, non la ritrova, la trova invece Gui, poi lancio profondo per far scattare Abate, in scivolata Di Ponto ad allontanare il pericolo. Micheletto, Fusari, tra l'altro Di Ponto alla seconda presenza consecutiva in casa, scelto al posto di Mammarella. De Oliveira, tanto spazio per De Oliveira, stavolta Parisi vola mister. Parisi, portiere di grandissima affidabilità, bravissimo Giulio De Oliveira nel trovare una zona luce rapida e calciare di sinistra molto bene, ottima la deviazione. Tra l'altro ha rischiato tantissimo la Sandro Abate a lasciare tirare da quella posizione un cecchino come Giulio De Oliveira, che infatti l'aveva incastrata sotto l'incrocio. Micheletto,
Solito stop e conclusione, la ritrova Kenji che può ripartire e scatenarsi in contropiede, mette il piede Cristiano Fusari che ottiene anche la rimessa. Predica calma Bissoni che la vuole sui piedi. Fusari torna sulla sua corsia a sfidare Kenji 1 contro 1, una delle sorprese più grandi di questo campionato. De Oliveira trova Bissoni in un piccolo spazio, doppia conclusione per il numero 13, la prima respinta da Parisi, la seconda di centimetri sopra la traversa. È un ottimo inizio per la squadra di Marin. Sì, partita molto bene, sta stringendo la Sandro Abate nella propria metà campo, cercando di avvolgere appunto dal punto di vista della fase di possesso, e vediamo anche nella fase di non possesso una forza sulla prima linea sia con Micheletto che con Giulio De Oliveira. Qui manca l'aggancio Ghi, allora rimessa laterale dalla posizione di prima. Micheletto, pallone in avanti, raccolto da Ghi, si muove a sinistra Abate, Ghi sceglie a destra Kenji, dove c'è maggior traffico, finisce a terra Fusari, lascia giocare il direttore di gara. Alex prende la corsia interna, si schianta sul muro dell'Eco City che riparte in velocità con Micheletto. Lo sfida Ghi, prova a tenerlo lì, Ghi regolare, lo sposta e riparte. Arriva Alex da dietro Ghi, calcia subito e forse qui sbaglia perché poteva aspettare la sovrapposizione dei compagni. Trova l'opposizione di un difensore, primo corner per la Sandro Abate. Sì, probabilmente a posteriori possiamo dire che la scelta di Ghi è stata... Intanto seguiamo il destro di Ghi che si spegne sui tabelloni. È stata una scelta sbagliata, ma in un break, in una ripartenza la scelta è qualcosa di immediato. Ghi rubata palla, fatto prendere l'istinto che ha, che è quello di vedere la porta, e ha calciato anche bene di punta, la deviazione poi ha portato al calcio d'angolo. Arriva nella metà campo della Sandro Abate Micheletto con il giro palla che passa dai piedi di Fusari. Prova a liberare ancora a destra ma perde il pallone in fase di impostazione Micheletto dalle retrovie. La conclusione da parte di Alex. Altra deviazione dell'Eco City, credo non vista in questo caso dai direttori di gara ma abbastanza netta. Di Ponto gira di prima Fusari, raccoglie Gabriel Pina, poi Micheletto irrompe, libera Fusari, entra in area Fusari con l'assist, forse troppo altruista in questo caso Cristiano. Occhio perché ha già battuto l'Eco City. Micheletto gira da De Oliveira, Leo Micheletto, Fusari, ultimo uomo, non deve rischiare, c'è anche l'opzione di Ponto che gliela chiama dalle retrovie. Ancora il 7 in possesso di palla, vuole dialogare con Bissoni, ritrova il pallone Fusari. De Oliveira parte da fuori stavolta. Micheletto, blocco di Leo Micheletto. Fusari, De Oliveira si gira, va sul piede non preferito e poi trova la deviazione che favorisce l'intervento di Parisi. In ripartenza strappo di Micheletto che va a chiudere la diagonale su Gabriel Pina, poi palla nel vuoto e quindi possesso per gli uomini di Basile. Kenji, Alex, sovrapposizione di Kenji che adesso è liberissimo, chiede scusa a Fusari mentre cerca di recuperare. Il tiro è centrale, facile preda di Ponto, arriva anche Bissoni a dar manforte. Kenji lo pressa alto e lo lascia all'angoletto, guadagnando un altro calcio d'angolo prezioso, anzi fallo laterale. Buona la palla di Gabri Pina, soprattutto perché è arrivato sul piede competente di Kenji, lasciato troppo indisturbato, ha potuto calciare. Seguiamo insieme questo fallo laterale in zona offensiva. Altra scucchiaiata sul secondo palo, si coordina Gabriel Pina, il pallone finisce alle stelle. Sembrava inizialmente il canavaccio tattico essere un po' l'Eco City che attaccava e la Sandro Abate che cercava di sfruttare le ripartenze. La Sandro Abate è maestra nello sfruttare le ripartenze, ripeto, mister Basile è bravissimo nello studiare l'avversario, cercarne i punti deboli, quindi mai sottovalutarla dal punto di vista tattico, perché
brava nel sfruttare qualsiasi varco le viene concesso, ma non disdegna la fase di possesso, ha giocatori di ottima qualità, è appena entrato Lavrendi, un gran bel giovane, quindi un mix importante questa rosa che ha costruito l'Avellino. Infatti qui attacco in pressing a 3, c'era stato costretto, la palla lunga alle Cositi, palla nel vuoto perché De Oliveira era rimasto centrale ad aspettare il pallone spalle alla porta. Nel vuoto come questa palla da parte di Alex, facile per Di Ponto, entra anche Nem insieme a Romano, cambia qualcosa insomma mister Marin. De Oliveira spinto via da Alex, primo fallo del match commesso dal numero 5 di Piero Basile. Era scappato bene via qui De Oliveira. Abile a mettere il piede davanti e a subire la spinta. Sono Pina in barriera, il tiro sul primo palo di Giulio De Oliveira, bacio al palo e pallone che si insacca. 5 minuti il Cositi passa in vantaggio. Torna la vena di Giulio De Oliveira, giocatore che sta facendo una grandissima stagione. Le 2 partite della nostra nazionale anche lo hanno visto lì a combattere palla su palla e riparte da dove aveva lasciato. Mentre sentiamo il palla Cesaroni, ti dico mister, è una novità? No, altra palla inattiva. No, assolutamente, lo diciamo che dall'inizio dell'anno che questa squadra riesce a sfruttarle e quindi giustamente Marin spinge sull'acceleratore sulle inattive che stanno dando grandi frutti alle Cositi. Qui guadagna fallo laterale Gennaro Galletto, 4 gol per lui in questo campionato. Servito Gabriel Pina. Lavrendi. Alex prende velocità su De Oliveira, poi imbucata, raccolta da Romano che con il lob serve Nem, palla di ritorno splendida. Fantesele. Resta da ultimo Romano anche per difendere questo contropiede. A terra Nem si gioca, riparte Pina che poi prova ad allargare, chiusura ottima qui di Ander Fantesele che spegne il contropiede. Nem si butta in solitaria cercando di entrare nel castello della Sandro Abate che adesso riparte 4 contro 3 da una parte e dall'altra. Altra chiusura di Fantesele che inizia con il solito lavoro difensivo. A salvare ancora una volta alle spalle a Di Ponto. Fallo laterale in zona offensiva per la Sandro Abate. Occhio perché parte solo Lavrendi sul secondo palo. Fantesele di spalle. Pallone dentro verso Alex che chiede anche un tocco con il braccio dopo aver girato in porta. Secondo fallo subito da Nem. Subito un fattore il 27. Sì, è entrato bene, ha giocato bene la fase di possesso, c'era stata una strattonata su di lui, è rimasto in piedi andando giù, quello poteva essere giallo e nella ripartenza, oltre che ovviamente fallo, però sappiamo che se poi stai su gli arbitri sono portati a lasciare andare ed è anche la bellezza del nostro sport. Nem, Andre Fantesele prova a chiudere il triangolo con il 27 che adesso si prende la porzione centrale di campo. Palleggia Matilara insieme a Romano. Nem con il tacco, tocca Lavrendi, fallo laterale. Primi 6,5 di Ecositi Genzano Sandro Abate, 1-0 per i padroni di casa. Il gol di Giulio De Oliveira a sbloccare il match. Sergio Romano sbaglia l'1-2 con Nem, poi palla a metà strada, contrasto Fantesele e Gabriel Pina, lo vince l'ultimo. Rimessa sotto gli occhi di Marin. Batte Alex, Lavrendi, punta Nem e poi scarica di nuovo sul 5. Chiama il movimento a Lavrendi, servito.
Gabri Pina resta staccato dal gruppo. Alex, si muove tantissimo Galletto, in questo caso crea il corridoio per Gabriel Pina, ci mette ancora una volta una pezza Andre Fantesel. E il mercato anche delle Cositi ha portato poi delle chance, ad esempio vediamo come Matilara adesso trova spazio e minutaggio, giocatori importanti come Matilara, come Siddi, che adesso hanno una chance incredibile di dimostrare che all'altezza all'interno di un roster del genere possono assolutamente starci. Mati non è un giocatore da presentare, è un giocatore che ha fatto una grande carriera, e un giocatore invece come Siddi è un giovane di grande prospettiva che si affaccia al mondo dell'elite del nostro sport. Seguiamo il calcio d'angolo di Nem, forte sul primo palo. Si arrabbia poi con il gruppo perché avrebbe voluto movimenti diversi. Suo l'assist per Bissoni nell'ultima gara fuori casa dell'Eco City. E tra l'altro primi 2 gol messi in cascina per il brasiliano, che adesso scambia con Romano. Assolutamente in crescita, Nem è anche un discorso di adattamento, viene da un campionato diverso, è un ragazzo che si sta adattando al nostro campionato. Mati Lara con la rasoiata risposta di Parisi, riparte in contropiede la Sandro Abate. Altra grande chiusura di Andre Fantesele, che ha iniziato alla grande il suo match. Adesso sgasa, poi rischia di perdere il pallone ma lo ritrova, mette il piede Fantesele e qui l'arbitro lascia correre. Forse sono arrivati insieme sul pallone, mister. Sì, in questo caso sì, però non è la prima volta che Fantesele si mette perfettamente nella fase di ostruzione del gioco avversario, è stato già protagonista di 2-3 intercetti importanti. Galletto tocca il pallone quando già aveva varcato la linea laterale del campo, si arrabbia anche il numero 9, allora rientra in campo Gui. Inserito Galletto, non ha praticamente toccato palloni, Marco, non sono arrivate palle lì davanti per il pivot. Sì, nella fase di possesso la Sandro Abate principalmente, come in questo caso, sta lavorando sui break. Parisi, Gabri Pina, dai e vai con Ghi, riesce a prendersi lo spazio e ricevere il pallone. Adesso Gabri Pina, di nuovo da Ghi, cerca il pallone di ritorno, si intromette Leo Micheletto. Ci sono già Fusari e Bissoni in piedi pronti ad entrare. Pina vicino da Ghi, che può accendersi in un attimo. Gira verso Lavrendi, dalle sue parti anche Di Luccio, torna però da Gabri Pina. Ghi, stop, girata! L'ho detto, si accende in un attimo il capocannoniere della Sandro Abate. Questa è una sua grande qualità, in un fazzoletto si è girato in un piedeperno cercando il palo lontano dal posto, dalla zona dalla quale ha scoccato il tiro, e lo ha fatto molto velocemente creando un'azione pericolosa a favore della Sandro. Anche molto inaspettato. Di Ponto gioca vicino Bissoni, che è rientrato in campo insieme a Cristiano Fusari. I due toccano il pallone, poi scarico per Lara. Micheletto crea lo spazio al numero 7, Fusari, di nuovo Lara, palleggia tanto le così, di Bissoni in appoggio. Adesso sposta un po' la linea difensiva della Sandro Abate, creando lo spazio centralmente. Tacco di Fusari, ottimo il controllo, doppio passo, Fusari! Deve uscire Ghi su di lui a fare il doppio lavoro. Beh, questa è la mattonella di Cristiano Fusari, quella zona dove lui ha capacità di fare l'1 contro 1 in banda, l'1 contro 1 verso il centro e di mettere sempre in difficoltà. Un Fusari tornato dall'infortunio splendidamente, coronando questa fase con... Occhio, Fusari la ritrova in area di rigore, prova a girarsi. Parisi all'uscita avventata, fortunato perché la ritrova grazie al rimbalzo. A cercare la profondità, la chiama Di Ponto, la tocca comunque Lara perché non si fida dell'estremo difensore, e in questo caso forse fa bene Marco. Ma probabilmente la chiamata è arrivata leggermente tardi, lui oramai aveva impostato il gesto e non se l'è sentita, appunto di lasciare la palla. Ti dicevo di Fusari che corona la sua crescita in questo periodo, l'ha coronato con la chiamata in nazionale, tornare in nazionale dopo tanto tempo, è stata sicuramente una chiamata strameritata. Vince il contrasto Bissoni e scatena Micheletto.
Ottimo il break del 77, recupera Lavrendi che poi se l'allunga troppo, tanti errori da una parte e dall'altra. E forse è dettato anche dall'intensità di questa partita. Colpo di testa visionario di Bissoni. La lettura di Ghi, fondamentale, che adesso torna a puntare il numero 13 del Cositi. Sposta dall'altra parte. Di Luccio. Lavrendi. Resta staccato Gabripina. Lavrendi prova ad ubriacare Giulio De Oliveira. Raddoppiato Ghi che poi lascia partire forse un colpo non proibito, anzi forse un colpo proibito verso Bissoni, che viene ammonito a sua volta insieme al numero 11. Beh, in questi casi l'arbitro l'unica cosa che può fare è estrarre il cartellino da entrambe le parti, mister. Non è mai semplice, poi a questi livelli quando c'è un battibecco è come se l'arbitro volesse dare un segnale, cioè volesse dire alla partita queste sono cose che non voglio. Nel caso in cui poi fa una sola scelta, allora o è una scelta più pesante, nel senso hai scelto di tirar fuori un giocatore, oppure fai una cosa un po' salomonica, un po' una via di mezzo, e allora ci si ritrova magari con 2 gialli per appiattire la gara. Sono scelte arbitrali, sono fatte per tenere in pugno la gara. Siamo entrati tra l'altro nella seconda parte del primo tempo, 9:49 ancora da giocare. E si ricomincia dalla rimessa battuta da Pina verso Kenji. Punta Fusari, libera il destro, trova Di Ponto ad aspettarlo sul primo palo. Sempre staccato Kenji, il pallone è forte, attraversa tutta l'area, non se l'aspetta Di Luccio, e lo vede sfilare davanti ai suoi occhi alla fine. Qui Kenji protesta per il tocco che c'è stato da parte di un giocatore dell'Ego City, e quindi fallo laterale per la Sandrabate già battuto. Non c'è un attimo di pausa, Ghi, stop così così, rimessa per Tiago Bissoni. Resta alta con il pressing la squadra di Piero Basile. Liberato Fusari a sinistra, converge verso il centro, si prende quella porzione di campo. Di prima il passaggio di Bissoni, la salva De Oliveira, la tiene viva Micheletto. Fusari, Leo Micheletto, ancora a terra un giocatore in maglia nero e fucsia dell'Ego City, ovvero Fusari. Duello con Di Luccio, palla di prima in avanti, De Oliveira isolato nell'1 contro 1, spalla alla porta, riesce a girarsi. De Oliveira trova Bissoni, attaccato da Kenji, costretto a indietreggiare. Micheletto, De Oliveira sul destro, l'opposizione di Gabripina che riesce anche a partire in break. Kenji col piazzato, scivolata di Tiago Bissoni che esulta e poi rialza il suo avversario. Bravissimo Gabripina, in questo caso probabilmente anche l'aver giocato insieme lo ha aiutato a leggere una giocata classica di Giulio De Oliveira, che riesce a farla sempre molto molto bene, anche se uno sa che cosa fa, lui la maschera bene, sceglie bene il momento della minaccia, ma in questo caso Pina ha creato un'ottima ripartenza. Bravissimo Bissoni davanti alla staffilata di Kenji. Ed è anche il primo time out chiamato da mister Piero Basile, quindi
Torniamo in diretta. Marco, inevitabile la chiamata di Basile, deve scuotere i suoi. Sì, ma sta tenendo bene botta la Sandro Abate, non è che ha accusato eccessivamente l'1-0, sta lavorando nelle due fasi, ha avuto anche le sue occasioni sia dall'inattiva sia in due ripartenze buone, stava molto bravo nell'ultima Bissoni perché è una situazione molto pericolosa. Stavolta cerca la profondità Bissoni perché va a trovare De Oliveira che prova a costruirsi il tiro e lo fa partire, rasoiata all'angolino, doppietta del Bomber, 2-0. Lui è stato bravissimo perché oltre a mascherare il gesto ha fatto finta di tirare fortissimo per poi invece far arrivare uno dei tiri peggiori per i portieri, quel tiro che devi approcciare dal punto di vista tecnico in così poco tempo e dove devi avere una capacità reattiva importante, molto ben mascherato. Occhio perché siamo già dall'altra parte con la Sandra Abate che guadagna calcio d'angolo. Si vedeva infatti che forse se l'aspettava alta questa palla Basile perché ci ha messo, scusatemi, Parisi perché ci ha messo tanto a scendere. Palla bassa, Alex gira sopra la traversa. Queste le grandi capacità dei giocatori che devono avere all'interno del proprio... Occhio che è partito Nem. Non c'è tempo per parlare, mister. Nem dall'altra parte, Bissoni al centro, gliela toglie all'ultimo Ghi, il più decisivo sia avanti che dietro. Nem, Fusari a puntare Botta, 1-2, Fusari col piazzato, prima Parisi poi Botta allontana. Kenji prova ad arrivare prima di Bissoni che interviene sul pallone. Nem si accentra, Nem. C'era anche la scelta Fusari a sinistra, si era un po' chiuso il varco verso destra dove c'era anche Bissoni ad accompagnare l'azione. Si salva in qualche modo la Sandra Abate. Botta costretto a fare un passo all'indietro. Kenji, duello con De Oliveira che non ci sta, gli porta via il pallone e lo aggira. Eccolo ancora Fusari che arriva come un treno, Fusari col piazzato, vola, grande l'Eco City, 3-0, un primo tempo strepitoso degli uomini di Marin. Cristiano Fusari, splendida la scelta del rimorchio, bravissimo ancora Giulio Oliveira ad attendere il tempo giusto e dettaglio non poco importante, a spostare la palla sul piede competente, non gli ha messo una palla profonda, gli ha messo una palla da spingere, è stato bravissimo poi Cristiano Fusari a finalizzare. Eh sì, perché finalizza Fusari ma il lavoro è totalmente di Giulio D'Oliveira che lo mette davanti agli occhi di Parisi. Altro recupero qui di Bissoni e quindi Basile chiama il time out e subisce il contraccolpo. Adesso sicuramente magari il mister avrebbe voglia e bisogno di un secondo time out, però questo sport è tremendo da questo punto di vista. Vediamo come deciderà di gestire l'aspetto tattico, se già inserire un quinto all'interno della prima fase o se cercare esclusivamente di reggere l'urto e vedere appunto una reazione della propria squadra. Kenji fastidioso da quel lato per Fusari che poi ritrova la ribattuta di Ponto. Fusari amministra Bissoni, all'indietro Nem tra gli applausi. Respira adesso anche un po' l'Eco City, fischio perché vediamo. C'è un problema con il cronometro, quello dietro le spalle di Ponto che non è allineato con quello del crono e che vediamo davanti a noi al centro del campo. Si ripartirà da 6.05. Momentaneamente tolto il cronometro sui LED a bordo campo. Forse non allineato per non infastidire i giocatori.
De Oliveira ragiona bene di sponda, poi Nem in verticale s'aggancia in avanti con un giocatore della Sandro Abate che lo butta a terra. Giallo anche per Galletto. Marco, sono andati a terra entrambi allo stesso momento, forse si sono allacciati, poi punita forse la reazione successiva di Galletto, che ha dato quello schiaffetto sul petto di Nem. Sì, è stato magari eccessivamente plateare quello schiaffo. Adesso però va subito a scusarsi con il 27. È sicuramente questo quello che vogliamo vedere. Occhio, perché adesso arriva a muso duro invece. E Fusari va a tranquillizzare il suo compagno di squadra. Arriva anche Ghi a dire qualcosa. Si scalda il match. Predica calma il direttore di gara, che vuole tutti seduti sulle rispettive panchine. Si è alzato anche Taborda a dire qualcosa a Galletto. Marin vuole reinserire Matilara, ci sta parlando in questo momento. Nel frattempo è tornato in campo anche Fantesele insieme a Romano. Fantesele va proprio a cercare De Oliveira, che sfida Galletto, gli soffia il pallone e riparte. Palla leggibile di Capirpina, in verticale il pallone, l'uscita di Parisi qui determinante, con De Oliveira lanciato a rete, una scaglia il più lontano possibile. Dentro di nuovo Lavrendi per mister Basile. E Galletto deve stare anche attento, perché comunque ha subito il giallo, quindi poi questo battibecco con Nem sta continuando, ma lui ha preso il giallo, quindi deve essere ovviamente accorto. In avanti De Oliveira, si inserisce Romano, che si lamenta con il numero 11 per non avergli ridato il pallone con i tempi giusti. Cenno d'intesa tra De Oliveira e Nem, pronto a battere il 27, si avvicina Romano. Pallone a memoria per De Oliveira, che gliela dà di ritorno. Gira male Romano, masticando il pallone col mancino. Buona la scelta di Romano di una ricerca pivot non profonda ma orizzontale e ben mascherata, per poi andare a rimorchio in piede mancino, però sì, ha strozzato la conclusione. Giuseppe Lavrendi all'indietro da Alex, nello spazio chiama l'uscita di Ponto, poi non si fida, allora appoggia il pallone in fallo laterale per evitare ulteriori guai. Ecco il power play per mister Basile. Mette Pina da quinto, Alex da Ghi. Beh, deve provare quantomeno a riaprirla a 4,40, quantomeno a cambiare psicologicamente la testa dei suoi. Ah sì, non mi troverai mai in disaccordo sul mettere il quinto, però è ovviamente un discorso di minutaggio. Bisogna vedere se ha intenzione di tenerlo per 4 minuti e 24 o provare esclusivamente una codifica che possa magari portare a un gol del 3-1 per riaprire e ridare linfa vitale alla propria squadra. Bisogna vedere qual è l'intenzione dietro al quinto. Di certo non può tener palla per 4 minuti, perché non fa bene alla propria squadra in questo momento, che ha un divario di 3 gol ed è un divario importante. Rientra Kenji al posto di Galletto, visto forse un po' nervoso. Alex si mette lui in cabina di regia, vicino anche Pina, Di Luccio. Eccolo il pallone per Pina, di prima Ghi. Romano perde contatto visivo con la sfera. Alex, Di Luccio, Kenji di prima, Romano esce bene a destra e esce bene anche a sinistra. Fallo laterale, Kenji già battuto. C'è un attimo di pausa perché deve ripetere il fallo laterale Kenji. C'è stato un giro palla buono della Sandro Abate con tutta la palla periferia per poi chiudere in opposta l'azione.
vediamo una situazione differente delle Cositi rispetto al solito, che vede Sergio Romano in prima linea, in questo caso invece dietro, probabilmente per la mancanza di Pablo Taborda, e al suo posto è Matilara in prima linea con i due laterali a scivolare dall'1-2-1, 2-2 zonale, sia, che sono due giocatori rapidi, sia Fantesele che Nem. E lo sta facendo molto bene la squadra di Marin. Non è ancora arrivata alla conclusione la formazione di Basile, con il power play inserito. Ghi, Alex, di prima l'appoggio di Gabri Pina, pallone di ritorno, insiste lì Basile, sbaglia Pina, recupera Lara che poi la riperde subito, pallone sbuccia via e è di nuovo per il possesso della Sandro Abate, con Alex che gira d'esterno, Di Luccio, Kenji, si torna da Pina, libero Kenji, Alex, Ghi, s'accentra, Ghi con il destro, scivola Nem. Kenji Di Luccio. Sul secondo palo Gabri Pina. Gli dà uno sguardo Romano. Alex, Di Luccio, Kenji. Passa centralmente Di Luccio, resta solo Kenji sul secondo palo. Ghi cerca la soluzione col mancino, strozzata con l'esterno, il pallone finisce in rimessa dal fondo per le Cositi. Secondo time out. Sì, questa volta il time out è di Marin, ha una doppia valenza questo time out, sottolineare ancora le sue volontà sul 5 contro 4 in fase di non possesso e dare anche un attimo di respiro, perché il 5 contro 4 in fase di non possesso è dispendioso dal punto di vista delle energie e dal punto di vista delle energie mentali, perché serve concentrazione, lettura, attenzione su ogni cosa. La palla era anche scivolata tra i piedi di Matilara, che ha perso l'attimo per poter magari fare un gol dalla sua area. Bello questo siparietto Pina-Parisi, perché sembrava partire Pina da quinto, poi si sono ricordati che l'Eco City è in possesso di palla, perciò Parisi è tornato tra i pali. Dice non siamo a 2 minuti dalla fine della gara, quindi manteniamo un equilibrio. È arrivato il fischio dell'arbitro, ma c'è da togliere un pallone dietro le spalle del numero 12 della Sandro Abate. Di punto pesca Romano, stavolta in prima linea, come dicevi te prima, mister, anche con l'uscita dal campo di Matilara. Sì, probabilmente è una tipologia di quartetto ovviamente diverso, poi c'è il cambio nel caso in cui la Sandro Abate dovesse tornare col quinto. Leo Micheletto, si è visto poco oggi. Fantesele, punta Kenji, e poi si accompagna il pallone in fallo laterale. Torna Romano dentro, fuori De Oliveira, e torna anche in campo Gabri Pina. C'è stato un piccolo cambiamento quindi da Marin nel time out, perché vediamo come Sergio Romano è tornato in prima linea, Bissoni dietro, quindi c'è un aggiustamento anche tattico. Kenji, seguiamo l'azione offensiva della Sandro Abate, calcia di prima intenzione Gabri Pina, troppo centrale per sorprendere Di Ponto, sarebbe stata favorevole magari una deviazione lì nel traffico per la Sandro Abate. Pina, Alex, sotto pressione adesso le Cositi del giro palla della squadra di Basile. Alex aggiusta un pallone un po' difettoso,
riapre da Kenji che adesso lascia la corsia di Luccio. Ghi! Missile sotto la traversa che riapre la partita a 1:19 dalla fine del primo tempo. È una situazione studiata dalla panchina di Basile questa. Sì, c'è stato un buon movimento sulla catena mancina con un doppio cambio che ha portato poi la palla in buca, e la palla dall'altro lato è capitato sui piedi migliori da questo punto di vista, e Ghi è stato molto bravo a finalizzare. Quarto gol consecutivo per il bomber della Sandro Abate. I primi tre hanno portato a vittoria. Nel frattempo qui si scatena Ghi, strepitoso, poi intervento di Fantasele. È stato bravo a mettere il piede davanti, qui Ghi a subire il tamponamento del 99 che si becca anche il cartellino giallo. Sì, nel momento in cui decidi che è fallo ci può stare il giallo. Vediamo la scelta tattica, mantiene il quinto. Basile in questo minuto vuole sfruttare l'inerzia positiva che ha avuto l'ultima azione. Caricata dal gol la Sandro Abate, prova a tornare un gol sotto e ci proverà con questa inattiva affidata a Gabri Pina. Se ne occupa Bizzoni di Ghi. Preferisce girare il pallone Gabri Pina. 1 minuto sotto la fine del primo tempo. Pina, Ghi, di nuovo Pina. Alex si stacca su di lui Romano che adesso fa il doppio lavoro anche su Gabri Pina. Ghi a lottare braccia a braccia con Bissoni, costretto a ricominciare da Alex. Kenji. Alex allarga ancora da Di Luccio. Ne ha 2 Fantasele. Pina. Alex. Kenji. Di Luccio secondo palo, la alza troppo. Era pronto Ghi a spingere a rete. Sì, la alza troppo, ma era un'azione comunque che aveva portato ad una situazione positiva per la Sandro Abate, perché poi la palla comunque nel cono di luce è passata in maniera troppo alta, però è passata, e Ghi era appostato in una zona molto pericolosa. Diciamo che in definitiva questo quinto lascia alla Sandro Abate l'idea di aver fatto bene dal punto di vista della situazione speciale. Qui Parisi si arrampica su Giulio D'Oliveira per togliergli il pallone, pallone dentro. Alex di tacco non punisce Di Ponto sulla sirena, si va a riposo 3-1. Può tirare un sospiro di sollievo qui le Cosini su quest'ultima azione. Sì, in questo momento il fine primo tempo, tra virgolette, arriva quasi più per le Cositi che per la Sandro Abate, che era in una ottima inerzia. Vediamo quale sarà il filone tattico della partita, perché poi 20 minuti di quinto ovviamente ti espongono a determinati rischi. Vediamo anche se le Cositi riuscirà a dare una pressione leggermente maggiore a quel quinto, perché magari è stata una pressione leggermente distante dalla palla e questo ha permesso un giro palla troppo dinamico. A tra poco con il secondo tempo.
Di nuovo in campo per il secondo tempo tra Ecositi, Genzano e Sandro Abate. 3-1 il risultato, parzialmente come la gara d'andata. Abbiamo visto una prima parte dove sicuramente ha prevalso la squadra di David Marin, poi sul finale, grazie al gol, è uscito il carattere degli uomini di Basile. Intanto vediamo che si riparte dal quinto, quindi ci aspettiamo adesso un'inerzia della gara immediata da una parte o dall'altra. Vediamo le cositi, perché la difesa di un 5 contro 4 di un tot di tempo è un certo tipo di difesa. La difesa di un 5 contro 4 a lunga gittata Mette Di Luccio come power play e si riparte per il secondo tempo con Kenji, Alex, Gabri Pina, Ghi e Di Luccio, i 5 che attaccheranno questo primo possesso. L'Ecositi. Alex libera Di Luccio, Kenji lo accompagna. Adesso si stacca Di Luccio, va vicino al 5 che cambia versante. Gabri Pina torna da Alex, Kenji, Di Luccio. Gira di prima il numero 5, ancora Alex. Lo attende lì De Oliveira. Kenji, Alex, Pina, pallone di prima sul secondo palo. Ancora una volta alto, Kenji non può arrivarci, allora la Sandro Abate torna con Basile tra i pali. Una con Parisi messo da Basile tra i pali. Lancio profondo, prova lo stop Giulio De Oliveira. Qui un po' difettoso con il destro. Il pallone termina sul fondo. Batte Parisi. Anticipato Ghi dall'intervento di Bissoni, che allontana la minaccia. Si prende il fondo Galletto. Il pallone per Ghi. Pina, Alex. C'è Alex che quasi chiama il cambio. Il pallone a rimorchio messo dalle parti di Ghi. De Oliveira lo addomestica. Aspetta la salita di Micheletto. Da quest'altra parte Fantesele lascia sul posto Alex. Fantesele accomoda per Micheletto. La ritrova, appoggio De Oliveira. De Oliveira. De Oliveira. Sono 3. Ancora una tripletta per Giulio De Oliveira. 4-1. Che inizio di secondo tempo. era stato bravissimo Fantesele in una delle sue specialità, quell'1 contro 1 dinamico e muscolare su banda, e poi aveva servito la palla a Micheletto su piede competente. Micheletto non era riuscito a calciare, ma ha poi trovato una soluzione molto altruista per Giulio Oliveira, che da lì per qualità e caratura non poteva che fare gol. Da lì ci vuole lucidità, Marco. Sì, assolutamente, però parliamo di un giocatore straordinario. Adesso vediamo la reazione
della Sandro Abate. Di Luccio, Kenji. Pallone di prima, scala Bissoni, calcio d'angolo. Sta difendendo bene con questo nuovo assetto, le così riesce anche a far male, come abbiamo appena visto. Con la difesa scoperta della Sandro Abate. Kenji mette forte, addosso a Bissoni, che scala da una parte all'altra, un po' come ha fatto Romano nel primo tempo. La trascina Alex, quasi la perde Gabriel Pina. Kenji, Alex, Di Luccio in appoggio, non ci sono varchi. Lasciato lo spazio a Kenji da quest'altra parte, crea densità a destra le così. Ecco Kenji, Alex, Kenji, Verdi Luccio preso in controtempo. Un 5 contro 4. Anche perché intanto Bissoni calcia verso la porta, stoppa di petto Alex e si riparte dalla stessa situazione di pochi secondi fa. C'è Di Luccio ovviamente rispetto alle situazioni del primo tempo, perché c'è il portiere del momento su questo lato in catena mancina e la Sandro Abate cerca un lavoro periferico che parte così in maniera più blanda per poi avvolgere perifericamente le Cositi con un uomo in mezzo che può anche essere modificato di catena in catena. Un qualche cosa che fino adesso le Cositi in questo secondo momento. Murato intanto alla conclusione di Gabri Pina, mentre prova il tiro fantasele, deviazione e fallo laterale per le Cositi, che torna a respirare. In questo secondo tempo sta tenendo bene questa situazione periferica che portava sempre la palla in buca per poi riuscire su un secondo palo su rimorchio. Questa situazione di Pina è stata invece una situazione diversa, cioè cominciare a cercare magari anche un tiro da fuori, perché non dimentichiamo che comunque il tempo in questo momento non va a favore della Sandro Abate, quindi deve comunque percentualmente cercare di calciare. Sono già passati 3 minuti e 20 della ripresa. Pina prova a liberarsi dal pressing di De Oliveira, mano di Micheletto, in questo caso fallosa sul giro palla di Gabriel Pina, ed è il primo fallo del secondo tempo. Ha già battuto la Sandro Abate, torna a pedalare Pina che se la riallunga ancora. Ghi, Alex, Pina, si invertono i due. Kenji, Pina, Alex. Il blocco di Ghi. Trova comunque la strada sbarrata la Sandro Abate. Allora Kenji passa di nuovo da Di Luccio. Kenji. Di Luccio, rasoiata. Di nuovo verso il secondo palo. Chiude bene quella traiettoria Bissoni. Adesso esce di nuovo in copertura. Alex allunga il piede di Oliveira, lo costringe a tornare indietro di qualche metro. Ghi lotta con Micheletto che gli morde alle spalle. Kenji, Di Luccio libero al centro, calcia Alex addosso a De Oliveira. Suggerimento di Pina, il pallone è perso, 1-2 chiuso da Micheletto, interviene Kenji splendidamente. Kenji guarda anche la porta, Kenji! Un lampo della Sandro Abate, del numero 13 di Basile. Ha rischiato di ristabilire la stessa distanza dopo il duplice fischio. Scala Fusari che viene a raccogliere questo pallone servito da Bissoni e glielo riconsegna. Bissoni, occhio al pressing della Sandro, esce bene qui Bissoni però. Fusari pretende un po' troppo, costretto poi a trattenere Gabriel Pina, chiede subito scusa e si becca il cartellino giallo. Sì, in una zona eccessivamente pericolosa. Anche Bissoni aveva fatto un gesto ardito al fianco della porta delle Cositi e lì Fusari prova ovviamente un uno contro uno in una zona pericolosa e poi è costretto a fare fallo. Abbiamo visto qualche codifica diversa da parte della Sandro Abate, che sta cercando di lavorare su qualche blocco, segno evidente che vuole calciare di più da fuori, sa perfettamente che deve alzare i numeri di tiro per riaprire la gara. Adesso Di Luccio va a disturbare Edo Di Ponto mentre prova a comporre la barriera.
Si stacca Fusari e va sul palo, resta soltanto Sergio Romano. La lunga rincorsa di Ghi che poi allarga a Kenji, forte sul primo, poi ancora Di Luccio. Pallone passa sotto le gambe di Di Ponto e termina sul fondo. Altra occasionissima per la Sandro Abate. Adesso sta cercando di trovare l'incipit per riaprirla, manca forse la scelta finale. Qui sbaglia tutto Bissoni, non si intende con Romano che aveva preso la profondità. È regalato un fallo laterale in zona offensiva alla Sandro Abate che cambia praticamente 3 quinti, anzi 2, non calcolando Di Luccio. Rimette dentro Kenji, rimette dentro anche Alex e sono i 3 che hanno appena toccato il pallone. Ghi, Pinna, di nuovo Romano in prima linea. Alex, Di Luccio, sporca Fantesiele, fallo laterale. Di nuovo Ghi, Kenji, Alex, girata veloce per Ghi che guarda la porta, para bene Di Ponto anche sulla ribattuta di Kenji a botta sicura, mette i guantoni il numero 12. Palla in calcio d'angolo. Di Luccio, servito Pina, contrastato da Bissoni, colpo di testa all'indietro, si lancia Romano al pressing lasciando forse qualche spazio di troppo. Il suggerimento per Ghi che calcia alle stelle. Non siamo abituati a vedere queste conclusioni dall'11. No, però ha ricevuto una palla difficile che non è arrivata pulitissima, quindi poi ha cercato una conclusione diretta. Occhio a Fusari che prende il fondo, gira al volo, bella scelta, era difficile. Bellissima, era molto difficile. La Sandro Abate sta cominciando a cambiare qualcosa anche nella fase nel 5 contro 4. I 2 in appoggio non sono più così aperti, ma stanno cominciando una sorta di piramide. Molto probabilmente si vuole lavorare o su un blocco o su dei cambi in catena per poi portare la palla dalla forte a debole in maniera rapida. È normale che le situazioni offensive debbano essere molteplici in una situazione del genere dove si è deciso di fare un tempo intero in 5 contro 4. Alex Daghi, 13:30, Kenji, Di Luccio, Alex, Di Luccio, Ghi, inseguito da Fusari. Si va da Kenji, Di Luccio, verticalizzazione dall'altra parte, Ghi prova a calcolare il tempo per calciare, gli arriva adesso forse il pallone buono. È veloce ad uscire per chiudere Romano. Di Luccio, Kenji, va all'indietro Alex, Bissoni riconquista, prova a partire ed è anche l'ultimo a toccare davanti agli occhi del direttore di gara. Non è d'accordo Tiago Bissoni. Onestamente netto il tocco. Kenji insiste da quel lato insieme ad Alex. Ecco che arriva Di Luccio, servito. Ancora Kenji libero, detta con il destro, aggancia Ghi, all'indietro Alex che ha qualcosa da dire a Kenji e Di Luccio. Gira Ghi, ancora una volta impreciso, ha strozzato la conclusione. C'è da sistemare il palo difeso da Di Ponto. Eccolo l'1 contro 1, De Oliveira fa tutto con lo stop, Gabri Pina gli copre bene quella porzione. Poi di testa Fusari. Ci sta provando ad uscire Le Cosini, ma posso dirti Marco, sembra quasi che gli vada bene fare questo tipo di partita. Sai, sono scelte in questo momento. Occhio a chi! Fusari voleva l'uscita immediata da parte di Romano,
è arrivato in copertura e per fortuna ha sporcato il pallone. Bisogna battere dall'altra parte. Prego Marco. Così deve avere una concentrazione massimale, ma forse pizzicare un pochino di più dal punto di vista della pressione per non lasciare la Sandro Abate troppo leggera dal punto di vista della serenità. Comunque è una squadra che ha la porta scoperta. Di Luccio, è una traiettoria a scendere dove si coordina Gabriel Pina, altra deviazione di Fusari, altro corner, si torna a girare palla. Alex di prima, molte più verticalizzazioni, ci prova Kenji, para di Ponto, c'è da sistemare il pallone, nel frattempo si gioca. Fantesele, torna in porta Parisi, Fantesele converge, Fusari solo come prima. Stavolta c'era meno porzione di specchio disponibile per poter piazzare il pallone. Alla fine senza fronzoli Gabriel Pina allontana. Mentre adesso vediamo anche la fase di possesso dell'Ecositi. Ecositi che ha possibilità di lavorare anche su una fase di possesso più manovrata, non ha necessità di una verticalizzazione continua e costante, e quindi vediamo come verrà gestita anche la fase di possesso. Intanto vediamo Nem vicino a mister Marin, pronto ad entrare anche per far rifiatare un po' quelli che sono gli esterni per Marin. Lavrendi attaccato senza fallo da De Oliveira, che poi anche l'ultimo a toccare. Non ci sta il numero 11 che chiedeva l'ultimo tocco da parte del 7 della Sandro Abate. A piccoli passi torna ad affondare la Sandro Abate con Kenji e Di Luccio. Alex, si cerca il varco che per il momento non si trova. Alex vicino Kenji di prima, ancora una volta con una misura sbagliata, il pallone si perde sul fondo. Altri cambi, torna Galletto, torna Lavrendi, si avvicina anche Gabriel Pina, sì, perché entra Massimo Abate, anzi pardon, entra Botta, la chiama ed esce con i tempi giusti Parisi. Botta la va a difendere ma invece se la fa soffiare da De Oliveira, che è in stato di grazia oggi. Finisce anche a terra sull'attacco di Galletto, che non può rischiare oltre. Romano, De Oliveira ancora si aggancia con il numero 9, lascia giocare il direttore di gara e poi Galletto l'ultimo a toccare. Anche un po' per status, per il tipo di giocatore, Galletto è uno che in questo momento rischia tanto, soprattutto se ci mette la sua solita intensità, mister. Sì, assolutamente, poi se non erro è ammonito, quindi comunque deve mantenere un atteggiamento, ma la partita poi è rimasta assolutamente nei binari del giusto agonismo. Galletto qui fa una grande cosa difendendo il pallone in mezzo a due. Riparte De Oliveira, servito da Fusari, svirgola la conclusione. Fusari si dispera perché chiedeva il pallone di ritorno al numero 11. Di Pettoghi, spinto via da Romano, si gira e riparte, prova a chiudere il nudo con Lavrendi ma torna all'indietro il 7. Adesso esce Nem in copertura, Lavrendi lo punta, deve inventare. Cercato e trovato Galletto, disturbato da De Oliveira, passa in qualche modo Ghi, la ritrova Galletto. De Oliveira mette il piede, Nem in ripartenza, attacco, la lascia lì, Nem riparte, subisce anche il contraccolpo, serve De Oliveira, calcia De Oliveira, Parisi la alza in qualche modo in calcio d'angolo, scatenato Nem. Un'ottima partita di Nem che secondo me ha fatto delle prestazioni non sempre di grande qualità, legate principalmente al fatto che era in una situazione iniziale di ambientamento, è cresciuto moltissimo, è andato bene a Sala Consilina e oggi è stato uno dei migliori fino adesso nelle scelte, nelle letture e nell'agonismo. È uscito Bissoni che adesso è lì a bordo campo mentre il direttore di gara va a parlare con Basile e la sua panchina. 9 minuti e 34. Adesso sarebbe anche curioso sapere nel frattempo tunnel di Nem che passa, poi con la suola ha provato anche a saltare Parisi esagerando, certo sarebbe stato bello.
Romano, Nem, Lara da quest'altra parte, Romano cerca il 5, petto e lancio sull'attacco di Botta, regolare. Parisi verso Galletto, prende bene posizione su Sergio Romano, poi Botta. Lavrendi viene a legare il gioco, appoggio di Gabriel Pina. Si fa spazio, Lavrendi che aggancia molto bene il pallone ma arriva in copertura Mati Lara che porta via il pericolo. Di nuovo Lara, palleggia le Cositi anche per rifiatare. Fusari da Romano. Messo all'angolo, Fusari deve scucchiaiare verso Nem che difende molto bene. Poi l'opposizione di Lavrendi, cartellino giallo per il 7. Prima impressione sembrava ginocchio contro ginocchio, mi ero spaventato, Marco. No, io credo che Cristiano Fusari abbia già dato con la sfortuna. È stato molto bravo secondo me Mati Lara in un paio di letture anche su una palla scoperta che l'Ecositi aveva lasciato in una situazione diciamo di distrazione in un break. È stato bravo e sta sfruttando bene l'occasione di avere un minutaggio maggiore e di iniziare a entrare nelle rotazioni. Come dicevo, mister, adesso è anche curioso sapere quando ci saranno i 2 time out, no? Quando decideranno di usarli i 2 tecnici. Sai, l'Ecositi è come se non ci fossero situazioni lascia che la cosa vada avanti. Chiamarlo per dare all'avversario la possibilità di aggiustare delle situazioni, magari Marin ci pensa 2 volte, mentre Basile sa che ha una chance sola e se la vuole tenere per il momento migliore. Accelera Fusari, lanciato a rete da Nem, gli applausi del numero 7 che accetta e ringrazia. Batte Nem, momento cruciale del match, 8 alla fine, 4-1 il risultato. Libero Fusari, lo nota Nem, doppia deviazione però che favorisce la Sandra Abate che prova il break con Botta, anzi con Massimo Abate. Di Ponto regala il pallone a Kenji, tunnel su Mati Lara, passa elegantemente il numero 13, calcio di punizione per la Sandro Abate. Forse la panchina della Sandro chiedeva un cartellino qui per Mati Lara, non tanto per l'intervento ma per la porzione di campo in cui è successo. Ci può stare anche un giallo, però non era assolutamente un fallo intenzionale, però ci poteva anche stare. Vediamo adesso la situazione, 7:42, vediamo se il possesso della Sandro diventa un possesso con meno passaggi alla ricerca di una finalizzazione più rapida. Pina. Kenji, occhi negli occhi con Fusari. Rientrato anche Micheletto per Mister Marin. Kenji, si è alzato Siddi dalla panchina. Pallone forte verso lo specchio di Ponto, finisce a terra Kenji che poi ripulisce. Pallone splendido per Ghi che ringrazia, ma in scivolata arriva l'intervento del capitano. Pina, lui da ultimo con Alex lì vicino. Kenji, Pina, palla di prima di Luccio, qui se lo mangia Marco. Questa è stata un'ottima situazione, come vedi meno periferia, leggermente più aggredito il castello difensivo, una palla rapida su una catena mancina molto buona in diagonale, tapin sbagliato ma l'azione è stata perfetta, è venuta bene, poteva essere assolutamente il gol del 4-2. Siddi va a lottare appena entrato in campo, riesce a staccare di testa e il pallone finisce in fallo di fondo per Parisi. Sì, adesso inizia un tourbillon di cambi tattici, Siddi è praticamente in questo caso il cambio di Romano che in prima linea respira, perché Sergio Romano sarà deputato alla prima linea fino alla fine e Siddi fresco dovrebbe nella fase di possesso
cercare di alimentare il roster delle Cositi, cercare di alimentare il ritmo delle Cositi senza appunto spegnersi in fase di possesso. Ci saranno questi cambi continui perché adesso ovviamente un allenatore calcola anche una stanchezza imperante che arriva. Va a battere Fantesele, la vuole sui piedi Micheletto, scelto Bissoni, palleggia dal basso le Cositi, accetta il pressing della Sandro Abate. Tocco di Ghi, altro fallo laterale. Passano i secondi, 6 minuti e 13 da giocare. Micheletto, Fantesele, palla con i tempi giusti, Micheletto, assist al centro e Ghi in spaccata riesce ad allontanare almeno momentaneamente il pallone, ma continua ad attaccare le Cositi. Di nuovo Bissoni, bella palla tagliata, attacco di Siddi che fa scattare in piedi tutti, ci mette la mano Parisi. Anche questa non era facile. Guarda, ti dico, paradossalmente mancava un po' di spinta nel passaggio che avrebbe permesso a un ritmo maggiore nel tacco. Dal punto di vista gestuale, tecnico, nulla da eccepire, splendido. Ancora Siddi che gira, non tocca nessuno. Rinvio dal fondo. Primo time out, lo chiama ovviamente Piero Basile perché ha qualcosa da dire ai suoi. Probabilmente lo ha scelto adesso perché in questo momento sei ancora in partita. Mancano 6 minuti, c'è un divario fattibile e vuole dare le ultime indicazioni e secondo me anche l'ultima spinta emotiva. Chiamarlo a 1 minuto, 2 minuti alla fine lo si fa nel momento in cui il divario è minimo. In questo caso è un divario maggiore, quindi ci può stare la scelta di Basile. Anche Marin a dialogo con i suoi, starà preparando la fase difensiva per questo finale da cardiopalma. 3 gol da recuperare per la Sandro Abate, quasi una fortezza da scalare, un Everest, ma come ho detto ad inizio partita, in settimana questa squadra è imprevedibile, perciò aspettiamoci di tutto, soprattutto con un tecnico intelligente ed esperto come Piero Basile sulla panchina. Parte senza quinto, adesso vediamo. Kenji dal basso, brutta palla persa da Kenji, poi rimedia in qualche modo. Bissoni, tocco, la respinta di Parisi resta buona lì ed è anche ottimo il contropiede e il break di Pina che calcia di prima intenzione. Va a murare il solito Sid in prima linea. Eccolo il quinto, Fantesele sul pallone, arriva Di Luccio, c'era stato fallo, infatti quarto fallo fischiato, commesso dalle Cositi, che deve stare attenta sotto questo punto di vista. Kenji, libero Di Luccio, scala Bissoni su di lui, come il romano in questo caso su Pina, mancino provato dal solito Ghi, questa volta sporcato in calcio d'angolo. Batte Di Luccio, Pina, Ghi, Pina, Kenshi, ultimo quarto della ripresa, calcia Alex sul secondo palo, dimenticato Di Luccio, arriva il gol del 4-2 e il gol del time out di Piero Basile. Alle Cositi probabilmente troppo basso in questa fase, sta accettando questa situazione, invece potrebbe minacciare di più la presenza sulla palla nella fase di non possesso del 5 contro 4, perché ovviamente adesso l'inerzia in questi 5 minuti potrebbe cambiare, vediamo. Cerca anche di dare la spinta il Palacesaroni, ma come ho detto questa è una squadra imprevedibile, ti punisce da un momento all'altro. Bissoni, Fantesele, vede il varco per servire Riccardo Siddi, c'è stata la spinta un po' troppo irruenta da parte di Pina e quindi calcio di punizione
già battuto da Bissoni. Micheletto, extra pass, Siddi, se la sposta Siddi, ha perso forse l'attimo qui per calciare. È arrivato in chiusura Ghi, che adesso si scatena in contropiede, rimonta Fantesele. Dimmi Marco. E adesso l'attenzione la dobbiamo avere anche sulla questione falli, perché l'Ecositi ha 4 falli, quindi anche dal punto di vista dell'agonismo, non tanto sul 5 contro 4 che è prettamente magari zonale dove c'è meno rischio di contrasto, ma Alex sopra la traversa, brivido. questa è la seconda volta che Alex fa la stessa finta e riesce Nel frattempo Fantesele salva in qualche modo Parisi, continua Marco. a eludere la difesa di Micheletto. Micheletto deve attenzionare meglio questa gestualità, è la seconda volta in 30 secondi. Uno 2 che prova Romano con Micheletto, Fantesele alle stelle. Nonostante il quarto fallo cambia l'atteggiamento adesso su un inizio appunto di azione della Sandro Abate, non aspetta più basso l'Ecositi ma cerca di andare a eliminare la possibilità che la Sandro Abate possa mettere il quinto. Ghi servito, Ghi col destro. Era il momento chiave, forse l'occasione che poteva cambiare totalmente la partita alla Sandro Abate, Marco. Sì, è stato bravo secondo me Ghi perché ha fatto una scelta corretta, portiere in uscita, ha fatto un tocco fino, ne ha sbagliato la direzione. Al pressing alto dell'Ecositi risponde il pressing alto della Sandro Abate, ma lascia una prateria a Micheletto che poi va a memoria da Bissoni. Vediamo la spinta su Galletto, lascia giocare l'arbitro. Sfortunato qui Ghi a toccare per ultimo il pallone sull'intervento di Fantesele, che difensivamente non ha sbagliato nulla oggi. No, bravissimo anche Bissoni lì che stava andando a contrasto, ma a memoria del fatto che c'è il quinto fallo dietro l'angolo, ha bloccato la gamba evitando il quinto fallo che sarebbe ovviamente una nuova minaccia. Siddi, ancora Siddi! Parisi la alza all'ultimo e mette il pallone sopra la traversa, paratona. Calcia bene Siddi, col piede come si suol dire debole, ma ha calciato molto bene e Parisi in figura fa un'ottima parata. Mamma mia, che risposta di Parisi. Siddi non si arrende e ci riprova, stavolta si coordina con il mancino ma strozza la conclusione alta colpendola con l'esterno del piede. Alex, Siddi in pressing, anzi Romano, pardon, che è appena rientrato al posto di Siddi. Corregge la rimessa il direttore di gara. Li sta alternando molto Marin, Romano e Siddi. Sì, la scelta è prettamente tattica. Vedi, in fase di possesso c'è sempre Siddi che cerca con il suo brio di dare intensità e ritmo e lo sta facendo anche con qualità, è stato sfortunato in 3 situazioni, mentre Sergio Romano è inserito per dare esperienza e letture, soprattutto in una fase che adesso si preannuncia ovviamente topica. Ammonito nel frattempo Alex per l'intervento e il rientro su Fantesele. Provano a chiudere l'1-2, esce Parisi, la tiene splendidamente Alex, dall'altra parte c'è solo Pina. Che intervento di Bissoni, qui era difficile coprire le 3 traiettorie, la porta, Pina e anche l'inserimento da parte di Abate che stava arrivando per vie centrali. Torna col quinto mister Basile. Kenji, Pina rasoiata, la ritrova Ghi, servito Di Luccio, un fattore, 4-3. La riaperta definitivamente la Sandro Abate, ancora con Di Luccio, ancora con la palla sul secondo palo. Adesso è necessario il time out di Marin perché ovviamente l'Ecositi ha bisogno di uno sprint emotivo per questi 2 minuti.
Pina, Kenji, Pina, ancora Kenji, eccolo Di Luccio staccato, vediamo se lo cerca Galletto, pallone per lui, Pina, Alex resiste all'attacco di Micheletto, Kenji, Ghi, da quest'altra parte Di Luccio, torna a puntare il numero 16, Pina, i fischi di paura del Pala Cesaroni, Gabriel Pina, Alex, di nuovo da Gabriel Pina, aumenta il ritmo, Ale Cositi li spinge via, Micheletto prova a scippare ad Alex che chiede scusa a Pina, 1 minuto e 26, Di Luccio, Pina, Ghi, calcia, Bissoni, e per il finale ovviamente Marin non può che privarsi di Pablo Taborda perché ne ha bisogno. Sì, probabilmente sposta Bissoni un po' di esperienza su quella catena, ma nuovamente questa azione ancora per una fase difensiva buona ma eccessivamente bassa delle Cositi. Vediamo Kenji, Gabriel Pina, lontana Fantesele, si butta in avanti Romano, prova a dar fastidio e ci riesce in qualche modo, si lamenta qui Gabriel Pina come se mancasse comunicazione in questo caso. Sì, è stato molto bravo però Sergio Romano a minacciare, questo intendevo prima, sai, la minaccia mette un filo di pressione, se fosse rimasto lì dietro la Sandro già era in una occasione nuova, un pochino di minaccia nella fase di possesso, nella fase di non possesso delle Cositi, magari un po' più di coraggio poteva servire. Bella questa azione a liberare Bissoni, stop, aspetta Gabriel Pina, poi va all'indietro, tamponato dal numero 8, Fantesele, la sua giocata, lungolinea, 1-2 che non si chiude, che ritmi adesso, Alex intercetta De Oliveira, torna il quinto per Basile, 37 secondi, pallone di prima, Di Ponto, guarda la porta, Di Ponto trasforma dalla distanza il gol che molto probabilmente vale 3 punti per le Cositi. Ed è un ragazzo che li merita perché stare dietro a un mostro sacro come Stefano Mammarella non è semplice, farsi trovare pronto è un qualcosa di importante. La Sandro ha fatto una grande partita, le Cositi ha sofferto e probabilmente adesso la chiude e davvero Edoardo Di Ponto merita questo piccolo traguardo. Edoardo! Kenji, occhio perché non è finita, intervento di Taborda, occhio perché si attacca con Di Luccio e Fantesele va subito a dividerli, Gabriel Pina, Di Ponto e poi Ghi spara in alto la palla del 5-4. Adesso serve l'intervento anche dei compagni di squadra, ammonito Di Luccio che abbandona il campo per far tornare Parisi tra i pali. Ma che parata ha fatto Di Ponto, Marco? Di Ponto ha fatto un'ottima parata anche prima, ha fatto un'ottima partita e Pablo Taborda vuole zippare in 1 minuto tutta la sua partita, agonismo, ha avuto talmente poco spazio che vuole fare tutto in poco tempo. Sicuramente vuole farsi sentire il numero 14, rilancia alto Di Ponto, 7 secondi, stoppa Parisi, prova a velocizzare il pallone lungo, Di Ponto tra le braccia, lo alza, finisce qui, vince 5-3 le Cositi Genzano che vince la sua 4ª partita di fila e si guadagna almeno momentaneamente il primo posto in solitaria. Le Cositi ha meritato e sofferto, Alessandro Abate ha fatto un'ottima partita e sicuramente il 5-3 finale lascia comunque nella Sandro Abate la consapevolezza di aver fatto una gara importante anche con il quinto. È stata una partita ovviamente particolare con 20 minuti di quinto, ma una partita gradevole. La decide soprattutto la tripletta di Giulio De Oliveira
che torna a segnare, ad essere decisivo così tanto. Un saluto dal Pala Cesaroni, è stato bello essere in vostra compagnia e spero che abbiate potuto godere di un grande futsal. Ci sentiamo alla prossima da Alessandro Brizzi, ciao a tutti.